Il libro Il Codino del professor Pasqualina. Allora, due parole innanzitutto due parole sull'associazione, no? Noi lavoriamo qui sul territorio di Sellazzano perché siamo un piccolo gruppo di questo comune e tra le attività che facciamo c'è anche quella di presentare libri di storia locale, che è quella che a noi interessa di più. Buonasera, ciao Mario, ciao. Prego, vieni pure Mario, senti. Ecco, allora, tra le attività c'è presentare libri di storia locale. Ci interessa molto il locale perché lì ritroviamo il nostro spirito. Allora, due parole di presentazione su questo libro, Il Codino. È un libro, guardate, che è veramente un piccolo tesoro. Perché? Perché getta luce su una parte della storia di Padova, questo giornale Il Codino, che si riaggancia a una storia italiana molto importante che sono gli avvenimenti legati all'unità d'Italia. Il sottotitolo, se non sbaglio, è Filo Carlista, il giornale Filo Carlista, perché i carlisti erano quelli che volevano uno Stato sotto il Papa. E anche a Padova c'era un nocciolo duro di questo movimento, anzi si può dire forse che era il nocciolo più duro. Oddio, in Italia no, però è una faccenda interessante. È una faccenda interessante, perché Padova è anche una città dove la Chiesa sappiamo che anche oggi conta moltissimo. E, quindi questo giornale raggruppa questi personaggi diciamo che vedevano nel papato la loro guida e rifiutavano la guida di Garibaldi sicuramente e anche del re. Ecco, quindi era l'ala più conservatrice insomma, sotto questo profilo. Ecco, quindi è veramente un gioiello, poi il libro è anche in vendita qui e allora lascio la parola diciamo, al professor Pasqualina che entrerà più nel merito della questione. Buonasera. Buonasera. Allora, io ringrazio l'amico Marco Destro per avermi invitato qui all'Agriturismo La Primizia per presentare il mio nuovo libro, appunto Il Codino, un giornale padovano filocarlista pubblicato dall'editore Solfanelli nel 2024 e già ristampato. E sono grato per essere stato scelto per inaugurare questo ciclo di aperitivi letterari dedicati alla storia moderna e contemporanea. Io ho il piacere di cominciare con voi questo percorso cronologico introducendo la prima tappa, come ha detto Marco, appunto la storia del Risorgimento nel Padovano e anche nel Veneto, letta però da una prospettiva insolita, quella degli sconfitti. Il Codino è stato un giornale padovano cattolico intransigente di taglio umoristico-politico, per cui era un giornale che in teoria era per ridere, ma in realtà diciamo che metteva giù dei contenuti molto pesanti e ne ha pagato le conseguenze ed è stato pubblicato tra il 1872 e il 1873. Un'esistenza molto breve ma molto battagliera. Il Codino è stato protagonista di polemiche molto feroci contro le modalità con cui è stata conseguita l'unificazione della penisola e ha polemizzato fortemente anche contro le nuove leggi del nuovo Stato unitario e anche le nuove tasse che evidentemente non andavano giù a tutti. La storia di questo giornale è la storia dei due personaggi che l'hanno creata, due giornalisti cattolici padovani. Il conte Alessio De Besi, che era un nobiluomo, era nato nel 1842, e il suo amico fraterno Giuseppe Sacchetti, che era un po' più giovane di lui, era nato nel 1845 ed era destinato a essere uno dei più grandi giornalisti cattolici intransigenti tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento. Allora, questi due personaggi, nel momento in cui c'è la prima svolta importante nel percorso risorgimentale nel Veneto, sono piccolini. Mi sto riferendo ai moti del 1848. Nel momento in cui a Padova c'è la sollevazione molto famosa degli studenti che si alleano con la plebe, mettono in difficoltà la polizia, ci sono i fatti dell'università, i fatti del Pedrocchi, De Besi e Sacchetti
hanno pochi anni, insomma De Besi ha 6 anni, Sacchetti ne ha 3. Per cui dobbiamo partire un pochino dalle storie anche delle loro famiglie per capire come questi personaggi sono cresciuti, si sono formati. Allora, la famiglia di Sacchetti era la famiglia di un ingegnere al servizio dell'impero d'Austria, per cui i Sacchetti sono rimasti fedeli al governo legittimo. E Giuseppe Sacchetti è stato cresciuto così. Sacchetti è stato un controrivoluzionario duro e puro, lui non ha mai dubitato di quelle che sono state anche le idee di suo padre. Sacchetti con il tempo, lo vedremo, è diventato anche critico nei confronti del governo austriaco. Tuttavia è stato cresciuto sostanzialmente come un cattolico tutto d'un pezzo. Diversa è la situazione della famiglia dei De Besi. I De Besi erano dei nobili, ci sono ancora, sono dei nobili, e il papà di Alessio era un ufficiale dell'esercito austriaco di stanza a Venezia. Se non che quando a Venezia viene proclamata la nuova Repubblica Veneta di Daniele Manin, decide di passare dall'esercito austriaco all'esercito rivoluzionario veneto e ne paga pesantemente le conseguenze, perché come lo sappiamo la primavera dei popoli in Europa, in Italia è la prima guerra di indipendenza e agli unitaristi è andata molto male, nel senso che gli austriaci riescono a sconfiggere gli eserciti coalizzati, riescono a riconquistare la terraferma veneta e Venezia resiste fino a che è possibile, ma a un certo punto viene presa proprio per fame e per sfinimento ed è costretta ad arrendersi. E qua penso che tutti insomma si ricordino le famose parole della poesia di Fusinato, no? Sul ponte spento la bandiera bianca, non c'era più niente da fare, toccava arrendersi. Nel momento in cui gli austriaci entrano a Venezia devono regolare dei conti, e tra i conti da regolare c'è anche questo ufficiale, il padre di De Besi, che di fatto ha tradito lo Stato e ha tradito l'imperatore. In prima istanza viene emessa una condanna a morte, cioè il padre di De Besi avrebbe dovuto essere condannato a morte, se non che la madre di De Besi scrive una supplica all'imperatore e alla fin fine questa condanna a morte viene commutata in delle pene più leggere. Ha subito un periodo di detenzione, è stato privato ovviamente della pensione di ufficiale dell'esercito imperiale, però ha salvato la vita. Quella di Alessio quindi è una vita un po' diversa da quella di Giuseppe, perché Alessio De Besi aveva un papà che aveva combattuto nella prima guerra di indipendenza dalla parte dei rivoluzionari veneziani, dalla parte di Manin, di Tommaseo. Sembra che nei suoi primi anni di vita Alessio avesse respirato un pochino l'aria del liberalismo, anche se questa è una questione un po' difficile da capire, anche perché era veramente piccolo. Allora è vero che a quell'epoca anche ideologicamente ci si formava prima, però parliamo veramente di un bambino, di un adolescente. Comunque nel momento in cui sono un po' più grandicelli, questi due ragazzi devono essere mandati a scuola. E la situazione politica dopo il 1848 cambia, nel senso che gli austriaci tornano al potere nella Venezia, che è il nome della regione storica, si parlava della Venezia, è durante l'Ottocento che iniziano ad alternarsi la Venezia e il Veneto. Il nome storico sarebbe la Venezia. Comunque, dopo il 1848 gli austriaci ovviamente non vogliono altre rivoluzioni, per cui mettono in atto delle misure anche piuttosto severe. L'Università di Padova sappiamo che è stata sanzionata pesantemente, abbiamo visto che cosa è successo al papà di De Besi, che insomma alla fine l'ha scampata. Tanti rivoluzionari veneti sono costretti a scappare e vanno nei territori del Regno di Sardegna, trovano rifugio a Torino. La situazione dei cattolici nel Veneto, ma anche nella penisola italica, dopo la prima guerra di indipendenza cambia rispetto a prima. E la questione fondamentale, diciamo per semplificarlo, per farla semplice, è il Papa, è Pio IX. Nel momento in cui Pio IX viene eletto Papa si accendono le speranze di tanti liberali italiani che credono che Pio IX sia il Papa liberale, alcuni dicono addirittura il Papa della rivoluzione. Quando scoppia la prima guerra di indipendenza c'è chi spera che Pio IX possa addirittura essere il presidente di una confederazione di stati italiani libera da ingerenze straniere.
durante la prima parte della prima guerra d'indipendenza si raggiunge un vero e proprio fanatismo di Pio IX. A parte le stampe, i manifesti per Pio IX viene rappresentato sui ventagli. Il grido di Pio IX genera veramente un'euforia collettiva in tutte le parti della penisola. A un certo punto però durante la guerra Pio IX ha mostrato quelle che sono le sue vere opinioni. Pio IX si è reso conto che non poteva come Papa combattere, oltretutto, oltre che pontefice, capo della Chiesa Cattolica, era anche un capo politico, era sia Papa che Re, aveva un esercito, non poteva combattere col suo esercito contro una potenza cattolica. Pio IX dice: io sono il Papa di tutti, non voglio combattere contro l'Austria, non voglio dichiarare una guerra contro un'altra potenza cattolica, per cui ritira il suo esercito, e anche questo ha avuto delle conseguenze sulla guerra, ma ha avuto delle conseguenze anche sulla vita dei cattolici in Italia e anche nel resto d'Europa. Si apre una spaccatura tra i cattolici. Da una parte ci sono quei cattolici che continuano a credere negli ideali del liberalismo, negli ideali della modernità, e che li associano, diciamo, al cristianesimo, credono che le due cose possano stare insieme, e questi sono i cattolici liberali, più famoso in Italia, tanto per capirsi, è Manzoni. Questa è grosso modo la posizione di Manzoni. Dall'altra parte ci sono i cattolici intransigenti. I cattolici intransigenti sono quelli che sposano la fedeltà al Papa senza se e senza ma, che è una fedeltà religiosa ovviamente, ideologica, ma è anche una fedeltà politica. Il Papa a un certo punto si pone chiaramente come contrario all'unificazione nazionale, per cui i cattolici intransigenti si mettono contro il Risorgimento. E la posizione dell'intransigentismo cattolico è stata anche quella di Giuseppe Sacchetti e di Alessio De Besi nella loro formazione. Il Veneto ha avuto un importante gruppo di cattolici intransigenti. Alessio De Besi e Giuseppe Sacchetti sono stati due fra gli scrittori più importanti, ma poi c'è stato anche un loro amico sacerdote, Pietro Balana, che è stato anche professore del seminario a Padova. Pietro Balana era di Este. Poi a Bassano del Grappa c'erano 3 fratelli sacerdoti, i fratelli Scotton, che anche loro sono stati dei polemisti veramente vigorosi. A Venezia c'era il conte Giovanni Battista Paganuzzi, che poi negli anni è stato anche presidente dell'Opera dei Congressi per tanti anni. In Veneto c'era un aggruppamento importante di cattolici intransigenti. Alessio De Besi e Giuseppe Sacchetti si formano entrambi a Padova al Collegio Fagnani. E il Collegio Fagnani è stata una fucina dell'intransigentismo veneto. Loro come insegnante hanno padre Bartolomeo Sandri, che li forma proprio nella dottrina controrivoluzionaria, li prepara praticamente a combattere come dei difensori del pontefice contro tutte le idee della modernità. Per cui il tipo di formazione che ricevono è questa. I veneti non hanno più la forza per ribellarsi agli austriaci come è successo nel 1948. Prevale una posizione, diciamo, di attesa. Vediamo che cosa succederà, vediamo se le cose cambieranno. Il rapporto tra la popolazione e l'impero d'Austria si è incrinato definitivamente. Cioè i sostenitori del governo asburgico in Veneto erano oggettivamente pochi, erano soprattutto funzionari ed erano anche molto conosciuti tra la popolazione. Diversa è la posizione dei cattolici intransigenti, che sono cattolici fedeli al Papa, ma non per questo sono, diciamo, tra virgolette, degli austriacanti, non per questo sono per forza dalla parte dell'imperatore senza se e senza ma. Che cosa succede? I due continuano a studiare, nel 1859 c'è la seconda guerra d'indipendenza e questa volta agli unitaristi va meglio, perché il Regno di Sardegna riesce effettivamente a cambiare la geografia della penisola, la geografia politica. Dopo la prima guerra d'indipendenza tutto torna sostanzialmente come prima. Dopo la seconda i Savoia riescono a prendersi la Lombardia, riescono a prendersi l'Emilia, le Romagne, la Toscana, e la Venezia rimane fuori. La Venezia rimane fuori insieme a Mantova e, per carità, c'è a parte della Venezia anche il Friuli. È la famosa pace di Villafranca del 1859. I rivoluzionari veneti si sentono praticamente traditi, gli sembra una specie di nuovo trattato di Campoformido.
Anche lì non vengono quindi uniti direttamente al Regno di Sardegna, questi territori, e continua a prevalere una posizione di attendismo, cioè anche i sostenitori dell'unificazione nazionale in Veneto ritengono che non ci sia la possibilità di organizzare dei moti come nel 48, bisogna aspettare, bisogna portare pazienza, vedere che cosa verrà avanti. Nel frattempo il processo risorgimentale ormai è avviato e procede per la sua strada con i fatti che insomma tutti conosciamo, la spedizione dei 1000 nel meridione, la nascita del Regno d'Italia, la proclamazione del Regno d'Italia. Restano fuori appunto la Venezia e Mantova e il Lazio. Si arriva a una situazione in cui ancora una volta i Veneti sono in attesa che ci possa essere un cambiamento, ma bisogna preparare il terreno. Dopo la pace di Villafranca, dopo il 1859, gli esuli veneti che si trovano a Torino si organizzano per creare un comitato che possa preparare la situazione per l'unione del Veneto al Regno d'Italia. È il cosiddetto Comitato Veneto Segreto, lo possiamo chiamare così, il Comitato Veneto, che era presieduto da importanti rivoluzionari esuli a Torino e in realtà la sua vera guida, quello che veramente ha gestito le operazioni, che aveva in mano la gestione delle attività del Comitato Veneto Segreto, era Alberto Cavalletto, che forse molti ce l'avranno presente per la statua che c'è a Padova. Alberto Cavalletto, che era un padovano, lui era nato al Bassanello. Quali erano le attività del Comitato Veneto Segreto? Il Comitato Veneto Segreto cercava di organizzare praticamente delle manifestazioni che tenessero vivo l'entusiasmo dei Veneti nei confronti del Regno d'Italia, della Casa di Savoia, e dall'altro cercavano anche di intimorire gli oppositori politici. Quindi il Comitato Veneto Segreto si occupava dell'esposizione di bandiere tricolori, dell'accensione di fuochi di Bengala con i colori del Regno d'Italia, però anche di cose diciamo un po' meno simpatiche come il pestaggio di sacerdoti, il pestaggio di funzionari austriaci, tirare bombe alla Orsini, quindi delle bombe con il modello di quell'ordigno che era stato usato dal terrorista Orsini nell'attentato a Napoleone III, e questi qua, i loro agenti, insomma, tiravano queste bombe contro le case di quelli che erano sospettati di essere praticamente contrari all'unificazione. Venivano colpiti i funzionari austriaci, che non erano, nella maggior parte dei casi, non erano tedeschi, cioè tante volte quelli che erano quelli che lavoravano principalmente per il comune, cioè i funzionari dell'impero, ma non erano per forza persone di lingua tedesca, talvolta erano dei tirolesi, per esempio, che venivano scelti anche perché sapevano l'italiano, oltre che ovviamente varie altre lingue, tante volte erano anche semplicemente dei padovani, voglio dire, che erano assunti dal comune. Però, oltre a venire colpiti i cosiddetti austriacanti, vengono colpiti anche i cattolici intransigenti. Alessio De Besi e Giuseppe Sacchetti probabilmente le bombe a casa se le sono trovate. Erano bombe di piccola potenza. Da quello che ho potuto capire, da quello che ho potuto appurare, erano degli ordini che nella maggior parte non hanno ucciso nessuno. Io non ho mai trovato nessuno che sia stato ucciso da bombe tirate dagli agenti del Comitato Veneto Segreto. Però ti spaccavano le finestre della casa, non era sicuramente una situazione positiva, insomma. Gli studenti cattolici intransigenti dell'Università di Padova, anche loro non vengono trattati particolarmente bene, e tra questi studenti ci sono anche De Besi e Sacchetti. Loro sono all'università e vedono la grande massa degli studenti che aderisce alla rivoluzione e che li tratta male per la strada, vengono offesi, vengono chiamati codini, quindi codino significa reazionario, perché sappiamo che prima della rivoluzione francese c'era la moda di avere queste parrucche con il codino, di portare i capelli lunghi. Coloro che anche dopo la rivoluzione francese hanno continuato a portare il codino dimostravano di essere contrari alle idee della rivoluzione, per cui dire a qualcuno ancora oggi sei un codino significa praticamente sei un retrogrado, per cui loro vengono insultati per la strada con questo nome: siete dei codini, vengono anche loro picchiati per la strada. Loro avevamo un amico, Antonio Baschirotto,
e Giuseppe Sacchetti racconta che più volte Baschirotto era tornato a casa con il cappello a livello delle orecchie, che probabilmente gli avevano tirato una bastonata in testa, storie di questo tipo, insomma. E poi loro si aspettavano che la polizia austriaca intervenisse, invece la polizia austriaca non fa sostanzialmente niente. Anzi, c'è un'apertura maggiore del governo austriaco in quello che restava del Lombardo-Veneto al liberalismo. Circolano delle opere che per i cattolici intransigenti sono scandalose. Per esempio circola La vita di Gesù di Ernest Renan, che i cattolici considerano scandalosa, un'opera blasfema. Il sillabo di Pio IX viene bruciato dagli studenti nel cortile dell'Università di Padova e Giuseppe Sacchetti dice: la polizia austriaca, quella che voi dite che questi qua, i poliziotti austriaci sono gli aguzzini dei patrioti, l'inflessibile polizia austriaca rimane con le braccia conserte mentre i cattolici padovani vengono perseguitati. E Sacchetti e De Besi se la legano al dito, ritengono che l'Austria non stia facendo abbastanza, ritengono che l'Austria non sia più abbastanza. Ritengono che l'Austria si sia ormai arresa, sia scesa a compromessi con il liberalismo. In effetti è palese a tutti che prima o dopo il Regno d'Italia si prenderà anche la Venezia. L'impero d'Austria cerca di tenere una posizione, potremmo dire, di compromesso. Cioè, perché la polizia austriaca non interviene in maniera così pesante? Perché si lascia circolare un certo tipo di testi, un certo tipo di stampa? Per cercare di mantenere l'ordine pubblico. Cioè lo stesso impero d'Austria ha il timore che intervenendo in maniera troppo pesante ci sia effettivamente il rischio di far nascere una situazione di ribellione, quindi di creare un fronte interno che diciamo metta in una situazione di debolezza l'impero e permetta un attacco da parte del Regno d'Italia, per cui vogliono evitare anche questo, vogliono salvare anche capre e cavoli gli austriaci. E i cattolici intransigenti veneti non gliela fanno passare liscia. Giuseppe Sacchetti e Alessio De Besi si rendono conto in quegli ultimi anni della dominazione austriaca nel Veneto che i cattolici non possono più fare causa comune con gli austriaci. Cioè loro dicono noi non siamo legittimisti austriaci, noi non siamo austriacanti. Il loro unico riferimento ideologico è il Papa. Il loro unico, come possiamo dire, il loro unico spiraglio di luce in un mondo che gli appare sempre più buio è Pio IX. La loro unica grande bandiera è la fedeltà al pontefice. E il pontefice a un certo punto è sempre più in difficoltà, nel senso che nel 1866 c'è la terza guerra di indipendenza, il Regno d'Italia, come sappiamo dalla scuola, insomma, vince grazie all'alleanza con la Prussia, per cui l'esercito italiano riporta delle importanti sconfitte sui campi di battaglia, Custozza sulla terraferma e Lissa per mare, e nonostante queste sconfitte, alla fine il Veneto, o meglio la Venezia, la provincia di Mantova e nella Venezia c'era anche il Friuli, viene ceduto al Regno d'Italia con un plebiscito, quello dell'ottobre del 1866, che ha ovviamente tutte le problematiche, tutte le ipocrisie di un plebiscito dell'Ottocento, per cui in realtà è un plebiscito che serve soltanto a legittimare il potere di chi lo ha organizzato. Cioè era già deciso che il Veneto dovesse essere ceduto all'Austria. Cioè, scusatemi, che il Veneto austriaco dovesse essere ceduto ovviamente al Regno d'Italia. I cattolici intransigenti in Veneto non la vivono bene questa situazione. Passare dal governo asburgico, verso cui non hanno particolare nostalgia, per carità, al Regno d'Italia, che vuole far passare delle leggi che loro giudicano irreligiose, non è sicuramente una prospettiva che gli piace. Però non sono degli austriacanti, cioè Giuseppe Sacchetti e Alessio De Besi non hanno particolari nostalgie verso il governo austriaco che se n'è appena andato. Certo è che per loro il plebiscito è sostanzialmente una commedia. La stampa internazionale, anche la stampa italiana, ha parlato della commedia del plebiscito. Le forze unitariste, cioè i sostenitori dell'unità d'Italia, in Veneto non lo volevano nemmeno il plebiscito perché ritenevano fosse inutile, ritenevano fosse una mera formalità. Figuriamoci gli oppositori del Risorgimento. Allora, chi era rimasto fedele all'Austria non aveva nessun motivo per andare a votare, perché anche deporre un voto nell'urna significava confermare, o meglio, legittimare questa operazione del voto. Per cui chi era fedele all'Austria non è nemmeno andato a votare. Andare a votare no non aveva sostanzialmente nessun senso perché era una decisione già presa, la cessione era già presa.
Da quello che ho saputo, da quello che ho capito, Giuseppe Sacchetti e Alessio De Besi non sono nemmeno andati a votare perché per loro non aveva nessun senso. Il Papa ovviamente è sempre più in difficoltà perché ormai al Regno d'Italia manca soltanto il Lazio, si è preso la Venezia, manca soltanto il Lazio che è ancora Stato della Chiesa e manca Roma che deve diventare la capitale della nuova Italia. Per cui che cosa succede? Succede che Pio IX, sentendosi ovviamente minacciato, fa una chiamata alle armi generale rivolta a tutti i cattolici del mondo. Pio IX si rivolge a tutti i cattolici del mondo chiedendogli se ne hanno la possibilità di venire a Roma ad arruolarsi nel suo esercito. E parte gente da ogni parte del mondo, partendo dalle Americhe, c'è gente che parte dal Quebec cattolico, cattolici che partono dagli Stati Uniti, gente da tutta l'Hispano America, per cui dal Messico fino ad arrivare all'Argentina, cattolici brasiliani, cattolici da ogni parte dell'Europa, per cui ci sono francesi, spagnoli, cattolici tedeschi, polacchi, addirittura un turco che si è convertito al cattolicesimo è andato a combattere nell'esercito del Papa ed era un principe turco, lui ha perso tutti i suoi beni per combattere per il Papa, ha rinunciato a tutto quello che aveva per combattere per il Papa, addirittura un cinese è venuto a combattere per Pio IX. Si arruolano in parte negli zuavi pontifici, in parte negli altri corpi dell'esercito. Ovviamente ci sono cattolici da tutto il mondo, ce ne sono anche da ogni parte della penisola italica e ce ne sono anche da Veneto. Tra i cattolici veneti che vanno a combattere nell'esercito del Papa ci sono anche Giuseppe Sacchetti e Alessio De Besi. Come sappiamo, insomma, la resistenza dell'esercito pontificio all'esercito italiano è stata una resistenza simbolica, insomma, sapevano tutti che non si poteva fare più di tanto, però questa esperienza, chiamiamola pure di servizio militare, di Alessio De Besi e di Giuseppe Sacchetti, li ha veramente formati. Loro partono nel 1869, rimangono lì, da quello che ho capito, dovrò fare degli studi più approfonditi, comunque sicuramente Sacchetti rimane lì fino alla presa di Porta Pia. Più che un momento di formazione militare, è un momento di formazione ideologica, perché a Roma De Besi e Sacchetti trovano tutti i nemici del Risorgimento. Loro trovano borbonici napoletani, legittimisti estensi, nostalgici di tutti gli stati preunitari, legittimisti francesi e i carlisti spagnoli. Carlisti spagnoli che sono i sostenitori della monarchia legittima in Spagna, sono i tradizionalisti spagnoli. E in questo momento di ritrovo collettivo hanno modo di prepararsi dal punto di vista ideologico, anche di riorganizzarsi. La guerra in difesa del Papa non va bene perché, insomma, come tutti sappiamo, a un certo punto la protezione francese sul Lazio viene a mancare, c'è l'avanzata dell'esercito italiano e, insomma, il 20 settembre del 1870 c'è la presa di Porta Pia. Pio IX dice al suo esercito: io non voglio uno spargimento di sangue a Roma, arrendetevi, io vi do l'autorizzazione, voglio dire, a fermarvi, non portate avanti una guerra inutile. Per cui Alessio De Besi e Giuseppe Sacchetti si trovano sconfitti, si trovano ancora una volta dalla parte degli sconfitti. Aspettano fino a che la situazione non è più chiara, non è un po' più chiara, c'è un'amnistia, hanno la possibilità di tornare in Veneto, di tornare a Padova, ma tornano a Padova da sconfitti, ma ancora con la voglia di combattere. Non più con le armi, perché non ce n'è la possibilità, però di combattere con le armi della penna, con le armi della cultura, con le armi del giornalismo. E da lì è nata l'idea del giornale Il Codino. Probabilmente loro ci pensano sopra, ci riflettono per il 1871 e il Codino inizia a essere pubblicato nel 1872, però in una data particolare, l'8 febbraio del 1872, che era l'anniversario del famoso episodio del 48 padovano. A Padova c'è via 8 febbraio, che è un episodio che viene ricordato dagli studenti ogni anno, viene considerato, diciamo, l'inizio della rivoluzione italiana a Padova. I codini padovani, Alessio De Besi e Giuseppe Sacchetti, dicono: nel giorno dell'anniversario in cui è iniziata la rivoluzione, noi iniziamo a combatterla. Per cui arriva nelle edicole padovane questo foglietto, 4 facciatine, però molto battagliero e molto aggressivo. Il logo del Codino è riprodotto qui nella copertina ed è molto simpatico perché loro giocano su un'ambivalenza della parola Codino. Codino è, quello anche di Roberto Baggio, oltre che quello dei reazionari, però il Codino può essere anche la coda di un topolino, per esempio. E loro
loro giocano su questo aspetto, infatti sul logo del giornale loro mettono delle code di topo, loro dicono noi siamo i topi che vogliono rosicchiare praticamente le gambe del tavolo della rivoluzione per farlo cadere per terra. Sono in due, c'è Alessio De Besi che è il vero papà del Codino, quello che ha avuto l'idea, Giuseppe Sacchetti che sta al suo fianco e si inventano una redazione tutto da soli praticamente. Tanti nomi che firmano gli articoli del giornale in realtà sono sempre De Besi e Sacchetti che si inventano delle identità fittizie di giornalisti e ognuno di questi giornalisti ha anche una sua storia. Allora, gli articoli firmati da Il Codino sono gli articoli di Alessio De Besi. Invece Giuseppe Sacchetti utilizza il suo nome di battaglia, che è Beppe Sorzon, detto Coa. Quindi Beppe il topolone, detto Coda, detto anche lui il Codino. E si inventa anche un'identità per questo Beppe Sorzon, presentandolo come un possidente terriero del Bassanello che è molto legato ai suoi contadini e li istruisce all'anti-italianesimo, lui li istruisce al padovanismo. Giuseppe Sacchetti dice a noi è stato inculcato il nazionalismo italiano, poi c'è chi parla del nazionalismo slavo, del panslavismo, il pangermanismo, noi vogliamo il padovanismo, la nostra patria è Padova, noi siamo padovani. Una volta sono andato in Germania e mi hanno detto ma lei è italiano? E io ho detto no, io sono padovano, io non ho più nessun'altra patria da quando sono stato a Roma e da quando c'è stata la Brescia di Porta Pia. Cioè Giuseppe Sacchetti dice dopo Porta Pia io non ho altra nazionalità che il Bassanello, la mia patria è il Bassanello. Sono tutti articoli molto divertenti e loro volevano presentarsi come la voce del popolo, per cui loro si lamentano per le tasse. Cercano di far parlare i contadini che non capiscono le nuove leggi, che non capiscono le nuove tasse, che non capiscono perché il nuovo Stato abbia perseguitato le confraternite religiose che aiutavano i contadini, che davano denaro alla povera gente, non capiscono perché lo Stato unitario perseguita i sacerdoti che i contadini consideravano i loro unici difensori. E per dare veramente voce ai contadini questo giornale non è scritto soltanto in italiano, ma era scritto anche in padovano e in più avevano anche delle letterine in veneziano ogni tanto che credo gli mandasse Giovanni Battista Paganuzzi da Venezia. E il fatto della scelta della lingua è importante perché era anche un desiderio di non omologarsi, di non essere appiattiti dal centralismo del nuovo Stato unitario, per cui è anche un rifiuto di un centralismo che è politico e amministrativo ma che rischia di essere anche un centralismo culturale. De Besi e Sacchetti quindi portano avanti la loro battaglia ponendosi un po' come la voce, potremmo dire, del paese reale in contrapposizione alla propaganda patriottarda praticamente. Ovviamente non potevano passare inosservati agli occhi della polizia, per cui più volte il Codino si è trovato la polizia in redazione, sono stati colpiti da pesanti multe, l'avventura vedremo che durerà poco e c'è stata una vera e propria persecuzione giudiziaria contro questo giornale. Voi direte, un giornaletto così, per carità, può essere piacevole per il Veneto, è un giornale che può parlare del Veneto, può parlare di Padova, ma rispetto al mondo intero che valore può avere? Invece il Codino aveva una prospettiva molto particolare, nel senso che è vero che è un giornale padovano per i padovani e giocano anche sull'aspetto del localismo, nel senso che mentre i grandi giornali hanno il corrispondente dall'estero, loro avevano il corrispondente dal Bassanello che era Beppe Sorzon che spediva le lettere e gli diceva venite qui al Bassanello e vedrete quanto è forte l'atteggiamento dei nostri contadini verso la casa di Savoia, il Bassanello è austriacante, il Bassanello è anti-italiano, noi non siamo come i ladri liberali, scrive delle cose pesantissime. E oltretutto perché sceglie proprio il Bassanello tra tutti i paesini della provincia di Padova? Perché oggi il Bassanello è un quartiere di Padova, all'epoca era praticamente un paese separato, era un sobborgo fluviale. Perché proprio il Bassanello? L'ho detto prima, perché al Bassanello era nato, secondo me l'hanno scelto perché il Bassanello era dove era nato Alberto Cavalletto, quindi era proprio un attacco diretto. Alberto Cavalletto, capo del Comitato Veneto Segreto, era stato tra gli artefici più importanti della preparazione del terreno per l'annessione del Veneto all'Italia. Veniva considerato, adesso senza voler esagerare, il Garibaldi Veneto lo chiamavano. Per cui mostrare che
nel paese stesso in cui era nato il Garibaldi Veneto i contadini la pensavano in maniera differente, insomma era una cosa doveva essere una cosa abbastanza scandalosa. Quindi c'è tutta una prospettiva localistica, i piccoli articoli della provincia, tutte queste cose qui, però in realtà il Codino pubblicava anche notizie che venivano effettivamente da distante. Allora c'erano notizie provenienti dai territori degli ex stati preunitari, quindi diciamo dalle altre regioni della penisola. Ovviamente sempre notizie polemiche contro lo Stato italiano che gli venivano passate dai cattolici delle altre regioni, perché si era creata una vera e propria rete della stampa cattolica in Italia, ma anche notizie sul legittimismo francese e soprattutto sul carlismo spagnolo. Quando Giuseppe Sacchetti e Alessio De Besi sono a Roma c'è un fratello di Don Carlos, per cui loro conoscono anche un membro della famiglia reale in esilio. E in Spagna sta crescendo un'ostilità, stanno crescendo delle tensioni sociali e politiche, si sta preparando una nuova guerra, la terza guerra civile dell'Ottocento spagnolo. Da una parte, per semplificare, ci saranno le forze rivoluzionarie, dall'altra ci sono i tradizionalisti spagnoli che sono appunto i carlisti, i sostenitori di Don Carlos, di Carlo VII. Carlo VII era un principe in esilio, veniva considerato il legittimo re di Spagna e Don Carlos era un uomo tutto d'un pezzo, un uomo che considerava Pio IX suo padre spirituale, un uomo che voleva riportare la Spagna ad essere la Spagna di sempre, per cui lui voleva prendere il potere a Madrid e restaurare la monarchia tradizionale, forale, quindi rispettosa delle leggi locali, delle libertà storiche delle diverse regioni della Spagna, rispettosa delle culture e anche delle lingue locali, e una monarchia intransigentemente cattolica. Dalla parte di Don Carlos c'erano i montanari baschi, c'erano i catalani. Dalla parte di Don Carlos però ci sono anche tutti i cattolici del continente europeo, tutti i cattolici intransigenti, perché è vero che ormai il risorgimento era concluso, cioè anche Roma era stata conquistata, sembrava che ci fosse poco da fare da questo punto di vista, però Don Carlos dava una speranza anche ai cattolici italiani, nel senso che i codini di Padova speravano che i carlisti vincessero in Spagna e che una volta che Don Carlos avesse preso il potere a Madrid intervenisse per restaurare l'ordine politico tradizionale anche nel resto del continente europeo, per cui loro speravano che praticamente a un certo punto Don Carlos intervenisse per restaurare il Borbone nell'Italia meridionale, il potere del Papa, il potere temporale del Papa in Italia centrale, tutti gli ex stati preunitari, riportasse la monarchia anche in Francia, la monarchia legittima anche in Francia, e via discorrendo fino, insomma, nella speranza anche di cattolicizzare l'intero mondo, cioè quello era il loro progetto. E addirittura loro con i loro articoli incitano i giovani cattolici ad arruolarsi in Spagna, e c'è stato chi lo ha fatto. C'è stato chi lo ha fatto, nel senso che io sono andato nell'archivio del seminario a Padova e ho trovato le memorie manoscritte di un carlista italiano, e ce ne sono stati diversi di cattolici italiani che dopo essere stati sconfitti dal Risorgimento, dopo essere stati sconfitti a Porta Pia, partono in Spagna per unirsi alle armate di Don Carlos. Sacchetti non l'ha fatto per davvero, però il suo personaggio, Beppe Sorzon, a un certo punto smette di inviare lettere dal Bassanello perché è andato in Spagna a combattere, nella speranza di cambiare praticamente il destino del mondo. Ovviamente la polizia italiana cerca in ogni modo di colpire il Codino, alla fine si riesce a portarlo in tribunale con un grosso processo, viene fatta una multa pesantissima al gerente, quindi al rappresentante legale del Codino, che era Marcato. Il buon Marcato è scappato all'estero, non l'hanno più recuperato, e la multa l'ha dovuta pagare Alessio De Besi, che, come ricordano i suoi discendenti, insomma, ha messo anche in difficoltà la famiglia con queste grosse spese che ha dovuto sostenere dal punto di vista legale. Comunque, è vero che il Codino cessa le pubblicazioni, è costretto a cessare le pubblicazioni, ma Alessio De Besi e Giuseppe Sacchetti non si sono fermati, hanno continuato a collaborare. Poi più tardi è nata l'opera dei congressi e in Veneto ha avuto un nucleo importante, cioè addirittura gli storici della Chiesa hanno parlato di una venetizzazione dell'opera dei congressi, nel senso che il direttivo era formato principalmente da veneti.
Però hanno continuato, Giuseppe Sacchetti e Alessio De Besi, a pubblicare in importanti giornali cattolici intransigenti di tutta la penisola. Lo stesso Sacchetti ha dovuto trasferirsi prima a Firenze e poi a Roma per continuare a fare il giornalista, per portare avanti la sua battaglia giornalistica. Quindi poi ci sono stati tutta una serie di altri giornali intransigenti. Il povero De Besi, che è stato anche poeta, romanziere, ha scritto tantissimo, è venuto a mancare nel 1893. E quando è morto, il suo amico Sacchetti, amico fraterno, lo ha voluto ricordare, ha fatto una commemorazione funebre, e durante questo discorso funebre Giuseppe Sacchetti ha ricordato anche il giornale Il Codino, dicendo che il Codino è stata una delle creature più interessanti, più simpatiche, più originali dell'intransigentismo cattolico, che non ci sono più stati giornali così geniali come il Codino, per cui lui stesso si rendeva conto di quanto formidabile fosse quella creatura giornalistica. Sacchetti poi dopo il Codino ha continuato ad usare lo pseudonimo di Beppe Sorzon, però non è più arrivato a quei livelli di comicità che riesce a toccare in questo giornale. È stata veramente un'esperienza molto interessante quella del Codino. E io sono rimasto stupito nel momento in cui mi sono reso conto che questo giornale è rimasto per tanto tempo a dormire nella Biblioteca Civica di Padova, che è l'unica che ha la raccolta completa, senza che nessuno proponesse uno studio completo. C'erano tanti studi parziali, qualche studio parziale, degli articoli, delle riflessioni, dei testi in cui il Codino è citato, ma nessuno si era mai sognato di fare tutta la storia del Codino. Io sono stato strabiliato nel leggere questi articoli, mi hanno divertito moltissimo e sono contento della ricerca che sono riuscito a fare. Nel mio libro io praticamente possiamo dire, allora il mio libro fondamentalmente si divide in due parti. C'è una prima parte che è occupata da dei miei saggi che ho scritto io, in cui ho raccontato la biografia di Alessio De Besi, che mi pare che una biografia ampia, completa, ancora mancasse, e poi ovviamente la storia del giornale. Nella seconda parte ho voluto proprio costruire un'antologia degli articoli più divertenti e più significativi del Codino, che ho raggruppato per argomenti, mettendo insieme anche alcuni brani della produzione di Alessio De Besi, per valorizzare insomma anche questo scrittore padovano. Perché mentre a Sacchetti era stato dedicato uno studio ampio, una biografia anche buona, quella di Gabriele De Rosa, che comunque rimane un ottimo testo, De Besi insomma non era stato, diciamo, affrontato in maniera così importante. Credo inoltre di aver offerto anche delle notizie in più rispetto a quelle pubblicate già da De Rosa anche su Sacchetti. Sacchetti, che è stato un grandissimo amico di De Besi. Pensate che Sacchetti ha chiamato uno dei suoi figli Giuseppe Alessio, e credo che fosse proprio un tributo all'amico, un segno di amicizia molto forte. Io però devo ringraziare per questa ricerca anche Marco. Se mi è concesso una battuta, è stato il mio braccio destro, perché prima che io iniziassi, anzi no, mentre io stavo facendo questa ricerca, lui mi aveva proprio consigliato di andare a cercare un archivio privato della famiglia De Besi che esiste ancora, perché Marco Destro anni prima aveva pubblicato un altro saggio sul nipote di Alessio De Besi, che è Benedetto De Besi, che è stato un partigiano bianco in Italia, che è morto per mano dei nazifascisti. Benedetto era il nipote di Alessio, e anche lui è stato un soldato cristiano, anche se in maniera e in tempi diversi rispetto al suo nonno, il nonno che non ha mai conosciuto direttamente. E anche quella è una storia interessante, è una storia di una famiglia. Oltretutto Alessio De Besi è un antenato anche della scrittrice Antonia Slan, che ha fatto conoscere, voglio dire, al mondo la situazione del genocidio armeno e la situazione dell'Armenia attuale, per cui è una famiglia che si è sempre distinta nella lotta in difesa della cristianità. E c'è stato anche questo Benedetto, che è stato appunto partigiano cattolico, anche se c'è da dire che il padre, che era direttore di banca, preferiva che si usasse l'espressione resistente, perché l'espressione partigiano in quell'epoca, così mi hanno detto la famiglia, veniva associato alle forze di sinistra, e a lui non stava molto simpatica questa cosa. Oltretutto, il padre di Benedetto
è stato direttore della banca cattolica a Padova, però non aveva la tessera della Democrazia Cristiana, e questo è un fatto interessante, nel senso che i De Besi, cioè Alessio De Besi era un cattolico intransigente. La prima incarnazione della Democrazia Cristiana, quella di Romolo Murri, era l'avversario degli intransigenti, per cui mi sorge quasi il sospetto che, restando fedele alle idee del papà, il figlio non abbia mai voluto prendere la testa della Democrazia Cristiana. Non lo so, ho chiesto ai discendenti, non me l'hanno saputo dire. Comunque sia, Marco nel suo libro aveva pubblicato anche un breve profilo biografico di Alessio De Besi, per cui io mi sono giovato anche dei suoi studi, ho incontrato la famiglia De Besi e effettivamente hanno un archivio meraviglioso. Io ho potuto scrivere ho potuto trascrivere delle lettere, dei documenti bellissimi. Alessio De Besi era in contatto con i legittimisti napoletani, con i borbonici napoletani, si scambiavano delle lettere e poi si scriveva delle lettere ovviamente con l'amico Sacchetti, perché Sacchetti a un certo punto, abbiamo detto, è costretto a trasferirsi anche a Firenze per continuare a fare il giornalista, poi va a Roma e si sentivano ovviamente tramite posta, per via epistolare, e Sacchetti gli scriveva delle lettere scherzose in francese maccheronico, nel senso che Sacchetti sapeva bene il francese in realtà, però giocava su queste cose e addirittura lui si firma sempre Beppe Sorzon detto Coa, e lui inizia una lettera scrivendogli Mon ami, tra parentesi, OT, punto di domanda, per cui sono delle lettere veramente spaziosissime. Oppure io ho trovato la madre di Alessio De Besi che per festeggiare praticamente il successo negli studi del figlio gli scrive una poesia in padovano che è bellissima. Quindi c'era un vero e proprio culto della lingua veneta in famiglia, è una cosa incredibile. Alessio De Besi ha anche collaborato alla pubblicazione di una traduzione integrale della Divina Commedia in veneziano che era stata fatta da un tale Cappelli. De Besi ha dato una mano a preparare l'edizione, per cui era proprio un amante anche del vernacolo, una figura effervescente, molto interessante, e spero di essere riuscito a trasfondere, diciamo, il suo spirito ironico, battagliero in questo mio libro, che è già andato in ristampa. Queste sono le ultime copie della prima edizione. Grazie di cuore a tutti per la vostra attenzione, per essere venuti qui questa sera. Io rimango a disposizione intanto per le vostre domande, se avete delle curiosità. E ci sono ancora i discendenti della famiglia De Besi qui a Serrazzano. Loro avevano una villa a San Colombo. Ce l'hanno ancora, per fortuna, bellissima. E uno dei discendenti è stato anche il primo sindaco di San Colombo dopo la caduta del fascismo, è stato il primo sindaco di San Colombo. Due discendenti, una lavorava al Claris a Tencarola, che poi hanno chiuso l'asilo, si hanno raggruppata a Padova, e un'altra lavora alla cooperativa, quella che c'è davanti al Cicerone, come si chiama? Livide, è una del gruppo dell'Ivide. Comunque una cosa simpatica che mi è tornata in mente è, allora, sono una famiglia di nobili, però sono sempre stati persone molto semplici. Alessio De Besi, quando pubblicava i suoi romanzi, lui si firmava Alessio Besi, omettendo il De, per non ostentare un titolo nobiliare, e lui ci teneva molto, cioè da quello che lui scrive, aveva proprio un rapporto diretto anche con i suoi contadini, e credo che Marco all'epoca fosse stato affascinato da questa figura di De Besi anche per il rapporto diretto che aveva con i braccianti, con i lavoratori. Alessio De Besi e Giuseppe Sacchetti, al di là della lotta in difesa del potere temporale del Papa, eccetera, si sono anche battuti per contratti migliori per i contadini, per il miglioramento delle condizioni di vita dei contadini. Giuseppe Sacchetti ha portato avanti una battaglia per dare delle abitazioni migliori ai contadini. Lui già, voglio dire, nell'Ottocento diceva non si può far vivere la gente nei casoni in queste condizioni qua, per cui hanno avuto un aspetto sociale molto importante. Addirittura Gabriele De Rosa ha scritto in una sua opera un'attenzione all'aspetto sociale maggiore addirittura di quella di tanti garibaldini, per cui è
un aspetto significativo anche questo. E poi, sempre rispetto al discorso della nobiltà, io quando ho conosciuto per la prima volta i discendenti dei De Besi, mi ero rivolto a loro riconoscendogli anche il loro rango, e la signora mi ha detto: ah sì, conte quel braghe onte. Per cui è stato molto divertente. Io vi saluto, che sono delle persone disponibilissime, molto simpatiche. Spero anche di continuare le mie ricerche sui De Besi. Su Sacchetti sarà un po' più difficile, perché mentre i De Besi hanno conservato tutto, Sacchetti, dicevamo, lui ha avuto 2 figlie femmine che erano le famose maestre della zona di Arlesega, di Grisignano, che erano quelle che hanno tenuto la villa Sacchetti, e poi ha avuto il figlio Giuseppe Alessio. La questione è che nessuno di questi figli ha avuto discendenti, per cui i Sacchetti di fatto si sono estinti. Gabriele De Rosa ha avuto modo di studiare i documenti che c'erano a casa Sacchetti, che sono quelli che ha usato per pubblicare la biografia di Giuseppe Sacchetti. Il problema è che a un certo punto, da quello che ho capito già negli anni 60, è stata venduta la proprietà, e per carità i giornali con cui ha collaborato Sacchetti ci sono già nelle biblioteche, però Sacchetti, come tutti i giornalisti, conservava una copia di ogni suo giornale. C'è anche da dire che erano giornali dell'Ottocento, non c'erano ancora le leggi del fascismo che obbligavano a mettere in ogni biblioteca una copia, per cui credo che tanti giornali siano andati definitivamente persi. Quello che è successo all'archivio Sacchetti, che c'era ad Arlesega, è che quello che è stato donato a De Rosa adesso è a Roma nell'archivio Sturzo, nel fondo De Rosa. Quello che era Villa Sacchetti mi è stato raccontato, è stato fatto falò, bruciato. Pazzesco. Per cui è andato tutto, e facciamo addirittura fatica a ricostruire la genealogia dei Sacchetti. È un problema anche quello, perché hanno bruciato tutti i documenti, non ci sono discendenti. È una situazione veramente triste, per cui... Per conclusione, Sono stati i primi sindacalisti dell'epoca a difesa dei cose. Sì, da un certo punto di vista sì. E anche di idee leghiste, mi sembra di capire, no? Nel allora, senso che, questa è una suggestione, da come ce la racconti, essendo contro, ma essendo radicati... Questa è una suggestione che secondo me non va trascurata, nel senso che è un testo di storia delle dottrine politiche dell'Ottocento, che però ci può dire qualcosa di importante anche sulla storia delle dottrine politiche nel Veneto. Nel senso che Marco Destro prima ha fatto un riferimento: la Chiesa è sempre stata importante nel Veneto. È la verità, cioè c'è stato tutto un percorso. Effettivamente i cattolici intransigenti nel Veneto, quindi Sacchetti, De Besi, eccetera, facevano parte dell'opera dei congressi, che nel Veneto era molto forte. In seno all'opera dei congressi a un certo punto si sviluppa il sentimento democratico cristiano, a un certo punto viene sciolta l'opera dei congressi, per carità si sviluppa, anche seguono un percorso che adesso sto molto semplificando, il Partito Popolare, che sappiamo che nel Veneto ha raccolto ampi consensi. È vero che l'intransigentismo viene sconfitto di fatto, però una parte di quello spirito cattolico battagliero sopravvive anche nel popolarismo, e poi si arriva all'esperienza politica della democrazia cristiana. È una questione che vorrei approfondire. Ci sono stati dei sindaci veneti della democrazia cristiana, già nel secondo dopoguerra, che avevano degli ideali autonomisti e che nei loro discorsi citavano la Serenissima. Io penso che si possa dire senza nessun problema che una delle radici ideologiche della Liga Veneta sia anche l'esperienza della democrazia cristiana. Tuttavia abbiamo un documento vivente qui, che è Ettore Beggiato, che forse potrebbe dirci il suo pensiero. Che cosa dici, Ettore? Può essere che sia una linea? Oddio, è una domanda... Cioè, ti vedi una continuità? Molto impegnativa a staora. Oltre ai sindaci bisogna ricordare la figura di Toni Bisaglia, per esempio, che già con appunti di diamanti teorizzava, e non solo teorizzava, una DC Veneta sull'esempio della CDU bavarese. Quindi siamo ai primi degli anni '80, prima ancora della nascita della Liga, e quindi è un sentimento che è una continuità, è un sentimento del sentimento cattolico, che vede lo Stato fondamentalmente come un nemico, perché c'è poco da fare, c'è un rifiuto dello Stato centralista, dello Stato italiano, a
radici occidentali, ed è dovuto dal fatto che i Savoia erano famosi per essere massoni anticlericali, e quindi la Chiesa era anti-sabauda, insomma, senza scomodare San Giovanni Bosco e le sue scomune. Sì. Che insomma, umani ho fatto santo, quindi mi sembra anche una figura abbastanza attendibile. Sì, che comunque San Giovanni Bosco, ricordiamo. E su questo, scusate, c'è tutto un filone molto interessante, che purtroppo è stato approfondito solo in parte, ma sicuramente c'è, perché ancora nel 1921 c'è una lista di un certo Cappelletto che si presenta con il Leone di San Marco. Cappellotto? Cappellotto. Sì. Si presenta con il Leone di San Marco. Ma in tutto... E anche Cappellotto era un fuoriuscito della democrazia di Murri, della democrazia cristiana di Murri, per cui ci sono dei legami. Oltretutto, prima hai citato San Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco era grandissimo amico degli Scotton, che erano amici di Sacchetti e De Besi. Loro lo vanno a trovare a Torino insieme al futuro Pio X, e Don Bosco li riceve nel suo oratorio, gli dà da mangiare veramente 2 tozzi di pane, e sembra, almeno quello che raccontano, è che a un certo punto lo salutano, vanno via, e il futuro Pio X ha detto agli Scotton: adesso vi porto Misso in osteria, perché sennò qua non li vengo a casa. Cioè veramente Don Bosco viveva di pane e aria. E comunque un altro elemento interessante, per esempio, Mariano Rumor, penso che ve lo ricordiate tutti quanti, insomma, tanti documenti sugli intransigenti veneti sono stati passati a De Rosa proprio da Rumor, che da quello che ho capito era suo amico personale, aveva raccolto tante memorie familiari e personali di tutti questi personaggi del Veneto. La questione politica del Codino, perché anche questo è un aspetto significativo che forse mi ero dimenticato, cioè il Codino voleva praticamente il Papa a Roma, i Borboni a Napoli, che ritornassero tutti gli stati in Italia che c'erano prima, la monarchia legittima in Francia, la monarchia legittima in Spagna, e per il Veneto che cosa? E questo rimane il grande punto di domanda, nel senso che su questo punto loro non sono mai sbilanciati, nel senso che gli austriaci non gli andavano bene. Viva Pio IX, però Viva Pio IX non si traduce in una forma di autogoverno, di una forma di alternativa allo Stato unitario, per cui su questo non si sono mai sbilanciati. Mi dispiace che loro non siano mai arrivati ad avere questo tipo di concretezza, cioè non hanno mai sviluppato un pensiero, per esempio, federalista, e effettivamente questo è un aspetto che ci lascia un po' perplessi, cioè il Codino aveva questa natura, chiamiamola distruttiva, cioè loro demolivano, però poi non proponevano che cosa costruire, e questo è stato anche uno dei difetti poi dell'opera dei congressi nel Veneto, nel senso che erano tutti personaggi che si opponevano allo Stato sabaudo ma non proponevano un'alternativa di per sé. È un aspetto interessante anche questo, comunque spero di riuscire a proseguire i miei studi. In conclusione, visto che l'ora è tarda, se ci dici che Riccardo scrive non solo di questo ma di molteplici cose, 2 parole su un'altra pubblicazione che Venezia Ispanica. Venezia Ispanica è un testo in realtà di geografia turistica, di turismo, è nato come tesi che io avevo scritto per un master per completare la mia formazione, e praticamente vorrebbe essere una raccolta di appunti per pensare a un itinerario turistico basato sui legami storici tra la città di Venezia e la Spagna. Per carità, anche il Codino potrebbe arricchire questi legami, per carità, non i legami tra Venezia e la Spagna, ma insomma tra Padova e la Spagna, anche sì. C'è una storia ricca ed è una storia interessante che si collega anche a quella del Codino, perché per esempio qua in copertina io ho messo una barca su cui a bordo ci sono Carlo VII e la sua seconda moglie. Carlo VII, questo signore qua, il legittimo re di Francia, cioè scusatemi, il legittimo re di Spagna, poi in un secondo momento ha preso anche effettivamente la responsabilità di essere legittimo re di Francia, ma questa è un'altra storia. Carlo VII era lo stesso che ha fatto la terza guerra carlista.
Dopo la terza guerra carlista lui è andato in esilio in Francia per un periodo, a un certo punto il governo francese lo espelle e nei primi anni 80 dell'Ottocento lui si trasferisce a Venezia, a Palazzo Loredano, dove è vissuto per tanti anni, dove ha creato proprio un quartier generale del carlismo. Sostenitori del legittimismo da tutto il mondo andavano a Palazzo Loredano perché era praticamente un museo, c'erano tutte le bandiere delle precedenti guerre carliste, delle prime due, anche della terza che aveva portato lui, c'erano cimeli di ogni genere legati al legittimismo e al tradizionalismo spagnolo, era un luogo veramente affascinante. Poi insomma a un certo punto hanno venduto, adesso c'è la Fondazione Cini, no? A Palazzo Loredano, per cui è un luogo che di per sé ha perso il suo aspetto ispanico, però ho cercato di ricordare anche questa storia. E poi tante altre vicende dei secoli precedenti, insomma, però c'è un legame anche tra questi due libri. Bene, direi un applauso veramente. Allora, io vi ringrazio per essere stati presenti e il prossimo incontro è quello del 21 di maggio con Loris Giuliatti. È purtroppo saltato per motivi personali dello scrittore, quindi ci rivedremo l'11 di giugno con il libro della famiglia Rosoni che parlerà delle vicende della seconda invece guerra mondiale. La prima guerra mondiale ma la riprenderemo a settembre o ottobre con il nuovo anno. Esatto. Va bene, grazie. Grazie a voi, grazie Marco, grazie alla E qui Primizia. trovate il libro, via i libri, che se volete acquistarne una copia.